Bella raga, ciao a tutti, dal Comendone veneziano. Allora, siamo alla semifinale di mondiali, incredibile con la Scozia, mondiali impossibili raga, purtroppo è uscita la patch nuova per i mondiali, ma c'è sempre il problema che non posso fare le amichevoli, quindi la partita singola come avevo cominciato. E i gironi sono appunto tre partite, ma poi dagli ottavi sono andate e ritorno. È un po' improbabile, cioè un po' improponibile. Però ragazzi, il Belgio è in finale, quindi se passiamo con l'Argentina abbiamo la chance della vita, ragazzi. Chiaro che l'Argentina è fortissima, ma c'è una chance, signori. C'è la classica chance comundiana per il sogno mondiale. E Scozia vs Argentina. Scozia-Argentina, la Scozia ha l'occasione della vita, ma purtroppo, attenzione, siamo senza il portiere titolare. Ai ai ai. Mamma, siamo senza tutti praticamente. Che bello. Siamo una squadra abbastanza finita, però ci sono chance, Beppe, ci sono chance. McTominay, McGean, Adams. La squadra c'è abbastanza in forma. Però, raga, siamo veramente ai minimi termini. Però c'è attenzione, però. Robertson intanto lo mettiamo. Ecco. Mettiamo, eccolo qua, Tierney c'è. Anche portiamoli via almeno perché siamo già in crisi. A quantomeno avere un po' di riserve, ecco. Gun o Gun al posto del titolare Gordon. Ma raga, senza partita titolare, con un po' di infortuni contro l'Argentina strafavorita. Senza Messi, per attenzione, ricordiamo per l'infortunio. Dobbiamo veramente gettare il cuore oltre l'ostacolo. Non parliamo, silenzio, solo pedalare, non voglio vedere niente. Vai! Alla Mercedes-Benz Arena. Dobbiamo stare in partita fino alla fine, cazzo. Questo è l'obiettivo. Abbiamo fatto già un miracolo, il secondo mondiale impossibile con la Scozia. C'è anche McAllister in Argentina che può sembrare un giocatore della Scozia. Fallo, questa è una bella punizione. Vediamo magari Scott Mac. Dai Scott Mac. Scott Mac, fuori di niente. L'incornata di Scott. Attenzione, prima azione degna di nota dell'Argentina. Stiamo attenti. Aia. Bravo. Vai Hurst. Metti dalla attenzione Adams. Adams contro nessuno. Adams. Adams. No, no, cosa ha sbagliato Adams? Ma siamo vivi, siamo vivi. E statistiche molto equilibrate, eh. Ecco, non cappelliamo, grazie. Ferguson. Robertson. McGean, Scott Mac, Ferguson, Scott Mac, Christie, giriamola benissimo. Dai amore, mettila in mezzo. Adams, Christie, Ferguson, corner. Mamma mia, buona Scozia, dai. Tanti comunali ci sono Robertson incornata, Mac ci abbracciamo, dai. Vai Scott Mac. Niente, ancora noi però, Christie. Non perde la McGean, piuttosto tira una mina. McGean, Mac per Jean. Palo, non ci credo, palo della Scozia, Christie. Non ci voglio credere, le azioni migliori nostre per il momento. Adams si è mangiato un gol e dopo palo, ma puttana, mi stanno dominando, porca miseria, che squadra che abbiamo creato, che tattica, che tutto, che Scotland. Però non basta, non basta contro i maestri argentini. La forza contro l'estro, la classe contro la potenza. Scott Mac contro Rodrigo De Paul. Questa è bruttissima. E Lautaro chiaramente fa paura più di tutti. Attenzione a Mecchero. Attenzione Lisandro, Rodrigazzo, gol. Ma vaffanculo, il primo tiro. Ma dai, che culo però. Il primo fottutissimo tiro. Va bene, sto zitto, va, che è già tanto quello che abbiamo fatto. Incredibile. Un tiro on gol, i campioni sono questo però, lo sappiamo. Fallo? Oh. Iniziano le ladrate argentine. Fernandez. Fuori di molto, dai. Siamo ancora stravivi, siamo ancora ipervivi, siamo ipervivi, dai. Un episodio ci condanna. Sì, sì. Continuiamo così che questa squadra è un po' stanca, ma adesso non abbiamo le possibilità di fare tanti cambi.
Rosso, rosso? Dai, dai, che si buttano questi. Tra poco devo mettere che offensivamente rischiamo perché noi siamo una tattica positiva, certo non offensiva. Otamendi. Martinez solo no. Mamma mia, cosa ha sbagliato Lautaro qua. Gan, Ogun. Proviamoci, Ferguson. Scott Mac dalla bene. McGinn. No, vabbè, ma dai, ma non tiro un gol, io in 2000 tiri neanche un gol. Dai, sveglia Robertson. Niente, oh, non deve entrare. Mamma mia, che nera, oh. Mettiamo Adams in avanti e togliamo Hirst per Gannon. Proviamoci almeno. Christie, McGinn, Robertson, Ferguson, Christie, Scott Mac. Stiamo giocando meglio, la meritiamo noi. Incredibile Robertson, Ferguson. Non ci voglio, no, vabbè, ma è irreale, cioè. Incredibile, stiamo dominando di santo. Offensivi, dai. Ancora Scozia, no, purtroppo no. Ancora Scozia, incredibile, la stiamo giocando noi. Ti prego l'incornata della vita. Ti prego l'incornata della vita. Scott! Scott la pareggia, 5 gol in 7 partite, grandissimo Scott. Mamma mia, grande Scott. Grande Scott, ma manca ancora troppo. Stiamo dominando, però stiamo dominando. Lodiamoli sti ragazzi, stanno facendo un miracolo sportivo. Vabbè, adesso loro fanno il golletto di merda. Eccolo qua. Sì, vabbè, cioè. È scritta purtroppo la partita. Loro fanno il tiro e il gol. Grande Reggin. Non perderla. Adams. Bravissimo. Beh, vai. Vola. La Pescozia. Dai, Cristi. Ferguson. Adams, non ci credo. L'abbiamo ribaltata, ma stai zitto, come che sei uno stronzo. Stai zitto. Siamo finiti però. Siamo finiti. Non abbiamo più cambi, cioè non ci sono cambi, Cristi è morto, Ferguson. McLean. E qua non abbiamo riserve. Una cazzo di riserva non abbiamo. Boh. Non stiamo buoni. Rimonta che non ha un senso logico. Grande anche lo spostamento di Adams. Bravo Kuma, però manca troppo. Non voglio cambiare niente, non voglio speculare troppo e rallentare il ritmo che poi lo prendiamo in quel posto. Manca troppo però. Ho paura, Beppe, ho paura. Ti prego, andiamo a casa, arbitro. Calcio d'angolo. Tira. Oddio. No, recuperano loro. No, contropiede in vantaggio, però no, la cagata in vantaggio, no. Ma siamo in vantaggio, non rischiamo, Molina. Otamendi, ovviamente non molla l'Argentina, lo Celso. Ai, gol. Mamma, cosa ha preso il portiere di riserva? Perché sapete Gordon il mio titolare. Dico. No! No, non può dare sto rigore. No, da un rigore, regala un rigore. Non ho parole. Mai visto un rigore così. Non ho capito un cazzo, va bene. È finito il pareggio, è finita. Quella squadra distrutta era l'occasione della vita, ma chiaramente l'Argentina deve segnare. Cos'è? Errore! Calma, Madonna, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo, ragazzi? Non ho sbagliato il rigore. Non ce la faccio più. 20 secondi. Siamo in finale. Non so come, non so il perché, ma siamo in finale. Non ci credo.
Siamo in finale, Beppe. Siamo in finale. Non ha senso quello che è successo. Non ha senso. Non ha un senso logico. Cioè, rimonta, sbagliano il rigore. Finale per il terzo o quarto posto. Non ho parole, sai, qualcosa di incredibile. Qualcosa di incredibile. C'è la Francia terza. Né Belgio né Scozia non hanno vinto il mondiale. Scozia non ha mai passato il primo turno, adesso in finale. Cioè, dal nulla a tutto, dalle stalle alle stelle. Non riesco neanche a parlare, ragazzi, della tensione che ho perché vincere così la seconda volta sarebbe proprio clamoroso. Ragazzi, ci giochiamo tutto. Devo gettare il cuore oltre l'ostacolo. Il Belgio è meno forte dell'Argentina, però la pressione no, alta di più. Ci stiamo giocando il titolo mondiale con una squadra che non ha mai superato la prima fase di una competizione internazionale tra europei e mondiali. Non voglio parlare con il primo pescare manzia, non si parla. Vai raga, Belgio-Scozia. Sono Robertson, McGinn. Se le Macher non ce la fa, grande McGinn. Ancora è Scozia, no, erroraccio, ma recupera, Cristi, mamma che recupera, e ancora la perde. E ancora la recupera, casino a centrocampo, Adams. Scott Mac, bellissimo. E forse fuori gioco, non lo so. No, 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 no. Sì! Grandissimo Hirst o Hirst, faccio sempre quella scelta. Ma stiamo calmi, dopo 8 minuti siamo in vantaggio. Mondiale incredibile. Scott Mac. Fallaccio da rosso, no. Calma, non so cosa dire. Attenzione l'incornata col McTominay 1-0. Calma. Ma che cazzo di squadra abbiamo fatto? Manca ancora tantissimo, ma siamo 0-2. Robertson. Bravissimo ancora, ragazzi. Una Scozia per il momento illegale. McGinn. McGinn mette in mezzo bene per Scotto per qualcuno. Mamma mia. Finora le statistiche sono incredibili. La Scozia sta letteralmente dominando la scena. McGinn. Ferguson, bellissima per Scott Mac. Robertson. Rob. Dai di là. Non ci credo, Adams. Ferguson. Robertson. È un dominio scozzese, ti prego il terzo. Non ci credo. Cosa ha preso Courtois? Bisogna chiuderla, però il Belgio lo vedo molto in difficoltà. Questo segnano loro. Tac. Gol. Madonna. Eccolo qua. Cagatissima. Al primo tiro. Palo. Mamma mia, De Bruyne. Dai, sediamoci sul 2-0, cazzo. Sediamoci sul 2-0. Bellissimo. Vai, corri, Forest. Niente. Ecco la cagata, il Conte Doku. Mamma mia, ancora fuori. Stiamo giocando benissimo. Prova a riparare anche i voti. Dai, sediamoci sul 2-0. Niente, sul Belgio si è svegliare. La seconda parte del primo tempo. Meglio il Belgio in assoluto. Direi che lo segnano, sono sicuro. De Kuiper.
Manco male. (2-0). Rimaniamo così, però nel secondo tempo siamo calati molto, la squadra è anche stanca, stanno facendo cose senza un senso logic. Siamo un po'... Madonna, stai zitto come. Lodiamoli questi ragazzi. Togliamo Adams, mettiamo Ben Gannon. Qua sono stanchi tutti. Patterson. E al posto di Christie, McLean. Deve rifiatare la squadra, non ce la fa se no. Mamma mia, siamo vicinissimi a qualcosa che non ha senso. Al secondo mondiale impossibile dopo l'Uzbekistan. Cioè... Attenzione, Mounier. Bravo, McGinn. Gannon, bravissimo. Scott Mac, sublime. Scott! Settimo gol in 8 partite. 3-0 al 68esimo, signori. Stiamo... Silenzio. La Scozia è vicino al Super The Dream. Ma stiamo buoni. Mancano 20 minuti col recupero. 3-0 per le Scotia. Belgio annichilito per il momento. Mounier. Ai Mounier, il Mon, Luke gol. Mamma mia, fuori di poco. Ragazzi, siamo a 10 minuti più recupero da qualcosa che non ha senso. Il Belgio 21 tiri a 12, ragazzi, però siamo là per... No, calci d'angolo 12-3, ma è un miracolo, il miracolo. Trossard, gol. Ancora Gunn. Ragazzi, cioè, non possiamo perderla. Ragazzi, abbiamo fatto un'impresa mondiale proprio, lo possiamo dire. Signori, abbiamo vinto il mondiale al secondo tentativo. No, la prima zio... No, ma cos'è? Ma è qualcosa di sublime, Beppe. È qualcosa di sublime. Robertson, alzala Robertson, alzala. E la Scozia incredibilmente vince il mondiale. Abbiamo fatto una cosa incredibile. Mai è successo di vincere con una squadra così, una competizione così importante, così, cioè senza neanche praticamente allenarla, perché c'è stata una roba molto rapida. Siamo campioni del mondo al secondo tentativo. Adesso in mente altre cose, purtroppo non possiamo fare i mondiali. Se non cambia sta cosa, posso fare date ritorno i mondiali, dai, era una roba orrenda. Comunque, raga, siamo campioni del mondo. Andiamo a vedere un po' le statistiche. Non ho parlato, è dominata, poi invece... Il dominio. Allora, giocatori. Attacco. Scott Mac, capocannoniere con Erling Brut-Haaland e Olise. Haaland, Olise, McTominay. Mamma mia, signori. Abbiamo spaccato i culi. Buono, raga, che dire, il miracolo purtroppo finisce qua perché abbiamo già vinto il secondo tentativo, non pensavo. Avevo già in mente la terza squadra, l'Olanda, che è la regina senza corona, e invece vinciamo con la Scozia. Raga, sotto il comodone veneziano c'erano altre cose riguardanti i mondiali, spero nella modifica finale alla patch per il mondiale, se no devo inventarmi in qualche mondiale retro qualcosa di particolare, perché FC sinceramente mi fa abbastanza miseria. Raga, sotto il comodone veneziano, altro miracolo e altra impresa come indiana. Ciao!